Radicchio e Miss Italia, un classico dell'inverno di Marca. Una ricetta tipica ideata oltre 10 anni fa dal gruppo dei ristoratori trevigiani del Radicchio, con in testa Egidio Fior con il suo Radicchio d'Oro, e Gerry Menegon, che ogni anno organizza nella sua locanda a Monfumo una speciale serata di gala a base di radicchio e bellezza. Quest'anno la bellezza era quella di Clarissa Marchese, Miss Italia 2014. Beh sì, è una tradizione cominciata da qualche anno e io sono onorata e felice di poterla continuare, senz'altro. Questa sera è stato un esempio di quelle serate molto belle che a mio avviso appunto uniscono la bellezza intesa come la bellezza di una serata e con del buon cibo, con delle belle persone e che personalmente mi hanno accolto veramente alla grande. Io penso che i piatti belli si interpretano sempre come le bellezze sulle donne, guardandoli prima e dopo assaggiandoli. Un abbinamento importante, Miss Italia, Radicchio, ristoratori di alta qualità come il ristorante Gerry, è una squadra, una famiglia che crede ancora nel territorio e soprattutto ha valori importanti quali la qualità del prodotto, una ristorazione eccellente. La serata alla locanda da Gerry ha celebrato anche la creazione di un menù speciale a 8 mani, quelle di chef Gerry e di 3 cuochi della provincia di Cuneo, massimi esponenti della specialità piemontese del bue grasso, unita per l'occasione al sapore trevigiano del radicchio. Bue grasso è la pepita della carne piemontese, è l'animale diciamo per eccellenza, anche perché ha un'età più avanzata di un animale quotidiano, nel senso della carne che si mangia quotidianamente, difatti ha una media di età almeno di 5 anni. Per cui anche il tipo di allevamento è un allevamento molto controllato, con prodotti che sono diciamo controllati. Quali sono le ricette più tipiche? Per il nostro bollito i 7 tipi sono la testina, la lingua, la punta di petto, la scaramella, il biancostato, lo stinco. E poi ci sono gli anemoni che sono i coteghini, gallina. Un'unione tra radicchio e bue grasso, come l'ha trovata? L'ho trovata eccellente, proprio due gusti che si sposano molto bene. Il radicchio è una vostra specialità che porteremo anche sulle nostre tavole a fare qualcosa col bollito. Fra di professionisti basta guardarsi negli occhi e dopo tutto quanto diventa semplice. In effetti si gioca anche in cucina per fare queste cose. Perché giocando? Perché giocando ci si rilassa e le idee vengono fuori più spontanee. Radicchio, bellezza, buona cucina e anche solidarietà. Nel corso della serata alla locanda di Monfumo, infatti, è stata presentata anche la nuova linea a base di radicchio delle confetture del sorriso, le marmellate solidali ideate da chef Gerry Menegon per aiutare l'Ilt Treviso nella lotta contro i tumori. Speriamo che la gente aiuti prima di vivere il dramma, perché dopo forse è troppo tardi. Mi auguro che ci sia sempre più consapevolezza e che tutti quelli miei clienti e i miei ospiti mi aiutino in questa iniziativa.